Benvenuti, oggi è martedì 5 novembre 2024. Il sole sorge alle 6:28 e tramonta alle 16:58. La luna si leva alle 10:25 e cala alle 19:26. Oggi si celebrano i santi Elisabetta e Zaccaria. Il nome Elisabetta ha origine ebraica e significa colei che giura per Dio. Anche il nome Zaccaria ha origine ebraica e significa memoria di Dio. Il 5 novembre di ogni anno ricorre il World Tsunami Awareness Day, la giornata mondiale della consapevolezza del rischio tsunami. È stata istituita nel 2015 dall'Assemblea Generale dell'ONU e viene ricordata ogni anno con diverse iniziative che permettano di valutare la preparazione delle istituzioni e dei cittadini attraverso test e simulazioni. In diverse località del Giappone si possono trovare statue di Goryo Hamaguchi, un uomo che riuscì a salvare migliaia di persone da una fine inevitabile il 5 novembre 1854. Sono 65 le candeline per il cantautore rock canadese Bryan Adams. Le sue graffianti melodie hanno fatto da colonna sonora a film famosi come Robin Hood e I Tre Moschettieri. Attivo da sempre in ambito umanitario, il 13 gennaio 2010 ha ottenuto l'Alan Waters Humanitarian Award per avere partecipato a numerosi concerti e campagne di beneficenza. Nel 2011 ha quindi ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame e nel maggio del 2015 ha ricevuto l'Alan Slate Humanitarian Spirit Award in riconoscimento del suo attivismo sociale e in sostegno a diverse cause umanitarie. Festeggia 32 anni il calciatore Marco Verratti. Centrocampista del Paris Saint-Germain e della nazionale italiana, è spesso paragonato ad Andrea Pirlo. È considerato tra i migliori talenti europei della sua generazione e uno dei centrocampisti più completi al mondo. Infine, oggi compie 83 anni il cantautore americano Art Garfunkel, celebre in particolar modo per essere stato parte dello storico duo Simon e Garfunkel, in coppia con Paul Simon. Tra le recenti attività, nel 2006 Garfunkel firma per la Rhino Records, con cui il 30 gennaio 2007 pubblica in America il primo album intitolato Some Enchanted Evening. La prima versione del Monopoly, gioco da tavola tra i più popolari di sempre, venne lanciata dalla casa editrice statunitense Parker Brothers il 5 novembre del 1935. Le origini del gioco in realtà sono molto anteriori, risalgono al The Landlord's Game, ideato nel 1903 dalla gentildonna Elizabeth McGee e diffusosi in diverse varianti negli USA. Ma cosa si intende per relitti spaziali? Quando si formò il Sistema Solare, frammenti di roccia e ghiaccio crearono corpi di varie dimensioni. Tra questi si riuscirono a distinguere i pianeti e gli asteroidi. In particolare, fra le orbite di Marte e Giove c'è una regione detta fascia degli asteroidi, con una significativa presenza di oggetti rocciosi e metallici, di cui la maggior parte ha raggio inferiore a 1 chilometro. Una piccola parte invece riesce a superare i 100 chilometri di raggio. Buongiorno ai 12, oggi uno stupendo trigono Sole e Saturno sembra voler mettere razionalità nello zodiaco e dare a tutti ciò che è giusto. Vediamo come reagiranno i segni zodiacali. Ariete, qualcosa che pensate dentro di voi sia giusto sicuramente dovrebbe accadere. Succederà? Marte dice di sì, perché proprio il vostro pianeta sta materializzando il premio per tutti gli sforzi che avete financo sostenuti.
Toro, la vostra giornata oggi è aiutata da un Saturno e da un Sole in opposizione che vi permetteranno di razionalizzare su alcuni vostri comportamenti, un po' un effetto specchio che in genere ha la Luna, ovvero quello di farvi vedere e di farvi agire. Se vi sentite pronti per una nuova impresa o un nuovo lavoro, pensateci bene perché Marte suggerisce che potrebbero mancarvi i mezzi. Gemelli, la vostra giornata oggi è una giornata che non accetta molto le critiche di Saturno, preferite invece agire, sollazzarvi un po', anche beatamente, provare a fare le cose al di là della logica e della razionalità. Anche in amore e nella comunicazione siete molto più generosi. Cancro, giornata oggi che vede degli stupendi trigoni da Saturno e dal Sole in ottimo accordo tra di loro. Siete forse il segno più fortunato oggi da questi strali di energia che vi lanciano positività per mettere delle cose a posto e per gioire di quanto fatto. Leone, giornata oggi che vede ancora questo Marte appena entrato trionfante nei vostri gradi zodiacali e fare bruciare il suo fuoco con l'energia del vostro Sole. Assolutamente compatibile questo connubio, ma Plutone non ci sta e vuole ancora per ricordarvi che c'è qualcosa da fare, da ordinare, soprattutto nell'ambito della relazione, un po' di gelosia. Vergine, la giornata di oggi è una giornata che vede la critica di Saturno nei vostri riguardi, ma il Sole suggerisce una forte stabilità di Dio e la vostra logica e capacità di razionalizzazione si saprà difendere. I dialoghi non sono sicuramente i migliori in questo momento che Mercurio è contro, ma troverete sicuramente la soluzione ad un problema. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata che vede il Sole e Saturno razionalizzare un po' troppo, proprio perché voi state uscendo da una fase di pesantezza intellettuale, adesso preferite agire e godere di Marte e di Venere finalmente in Trigone e a voi compatibili, quindi amate. Scorpione, siete uno dei due poli più importanti di questo aspetto di oggi che domina la giornata, il Sole nei vostri gradi, e trovando un accordo meraviglioso con Saturno vi assicura una stabilità lavorativa e nelle cose pratiche e razionali decisamente ottimale. Complimenti. Sagittario, Saturno è ancora un po' critico, ma voi ottimisti come siete, avendo dalla parte vostra Marte, Venere, la Luna e Mercurio, siete pronti ad affrontare tutto. La quadratura di Nettuno su Luna e Venere vi rende un po' confusi in amore, cercate di capire bene con il dialogo cosa passa per la mente del partner. Capricorno, una giornata oggi che prevede proprio il vostro Saturno andare d'accordo col Sole, vi ricaricate di energia e rinizia un periodo in cui il vostro occhio, che tutto vede, a cui nulla sfugge, potrà sentirsi sereno e soddisfatto per i benfatti. Non trascurate l'amore. Acquario, una giornata oggi che prevede tutta una serie di tumulti creativi dentro di voi, proprio perché Marte vi spinge ad agire. E uno dei due vostri pianeti, ovvero Saturno, è in perfetto trigono con il Sole, quindi oggi è probabile che riceverete una proposta molto importante da qualcuno che stimate veramente parecchio. Pesci, giornata oggi che vede voi come un altro dei poli più importanti di questo aspetto, è Saturno a risiedere nei vostri gradi, un Saturno che vi dà logica, che vi dà una capacità di ricognizione, un po' di tutto, un compendio lavorativo di cui sarete assolutamente padroni e forse muoverete qualche critica a qualcuno. Condannato a morte per crimini contro l'umanità. È il 5 novembre del 2006 quando viene pronunciata la sentenza nel processo a Saddam Hussein, ex dittatore dell'Iraq. Un verdetto da eseguire mediante impiccagione, accolto dall'imputato con queste parole: Allah è grande, lunga vita al popolo iracheno. Si sa, la calma è la virtù dei forti. Delle volte basta avere pazienza e saper attendere per vedere concretizzati i propri desideri o sogni. L'espressione "good things come to those who wait", traducibile con "le cose belle accadono a chi sa aspettare", indica proprio questa particolare e pacifica attitudine.
Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è la poetessa americana Sylvia Plath. Tentò 2 volte il suicidio a 21 anni dopo aver sottratto del sonnifero alla madre. Si nasconde in cantina per lasciarsi morire, ma è il fratello a salvarla. A 31 anni, tradita dal marito e rimasta sola, prova di nuovo, riuscendoci a togliersi la vita. Infila la testa nel forno a gas dopo aver sigillato porte e finestre. Stavolta nessuno la salva. Ci salutiamo con la frase del giorno. L'amore vero è così, non ha nessuno scopo e nessuna ragione e non si sottomette a nessun potere fuorché alla grazia umana. E anche se non è San Valentino, con l'amore chiudiamo la puntata di oggi e vi rinnovo l'appuntamento per domani, mi raccomando non mancate. E buona giornata dalla vostra Martina.